Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. Mister Giacomin, dopo i primi 10 minuti si era capito che la partita era rognosa, poi peccato per quella disattenzione che rischiava di compromettere tutto, ma poi mi sembra che ci sia stata una bella reazione finale. Cosa ne pensi? Intanto buonasera. No, sinceramente questa è un po' l'analisi della partita. Oggi posso dire che abbiamo trovato una squadra dall'altra parte che ci ha messo in difficoltà, ha messo anche loro sul piano fisico, prendevano tanti calci piazzati e riuscivano quindi poi a lavorare su quello che probabilmente lavorano molto durante la settimana sui calci piazzati. Ci hanno messo in difficoltà, poi abbiamo avuto delle situazioni che potevamo al primo tempo, mi sembra dopo 25 secondi, sbloccare la partita. Siamo stati un po' forse superficiali su delle situazioni. Però per come sarà messa la partita oggi veramente faccio i complimenti ai miei ragazzi, perché poi alla fine portiamo a casa un punto veramente importante. Ci è sembrato che poi durante il secondo tempo i cambi siano stati anche un po' di natura di assetto tattico oltre che cambi naturali. Ma no, adesso di chi c'era e chi non c'era. Probabilmente abbiamo pagato, ma non è una giustificazione, il clima, che sicuramente anche probabilmente la pressione che c'era magari per questa partita, perché eravamo lì una squadra che ha pari punti con noi, che si gioca qualcosa. Ripeto, loro hanno fatto bene e questo gliene do atto, perché veramente forse è la prima squadra che vedo che ci ha messo in difficoltà, anche più del Treviso e della Clodiense, devo dire la verità. Hanno fatto veramente una gran partita. Noi se siamo al 100% potevamo portarla a casa, però qualcosa sicuramente abbiamo sbagliato, ma a merito anche della squadra avversaria. Il dato positivo è che comunque è un Mestre che nelle ultime partite sa reagire agli svantaggi, cosa che effettivamente prima aveva difficoltà a fare. Questa è un po' la caratteristica che ho cercato di portare dentro lo spogliatoio, cioè la partita dura fino al 98esimo e bisogna provarci sempre. Era successo anche a Castagnato, che eravamo riusciti a portare la partita nel pareggio e dopo però magari su una disattenzione su calcio da fermo abbiamo perso la partita. Oggi siamo stati bravi a portare a casa il punto. Una partita giocata su ritmi elevatissimi dall'inizio alla fine. Sì, secondo me con tanti errori, forse più da parte nostra che da parte loro, sugli appoggi, su delle situazioni che magari in altre partite non li facciamo. Purtroppo oggi magari abbiamo fatto qualche errore in più, però ripeto è un buonissimo punto questo. Nonostante appunto lo svantaggio subito proprio al termine, mai domo il Mestre, anzi proprio nel recupero siete riusciti a trovare il gol del pareggio. E questa è la cosa più importante, quello che dicevo prima, di non mollare mai, perché finché l'arbitro non fischia la fine della partita c'è sempre la possibilità di trovare un gol e pareggiare la partita. Anzi, poi abbiamo provato anche magari a cercare qualcosa di più, però credo che il risultato di oggi sia giusto così. Capitolo assenze, abbiamo visto oltre quelli già noti, mancava anche Ricky Masette? Sì, no, abbiamo avuto, c'era Boscolo che era squalificato, Masette che ha avuto un risentimento muscolare l'altro ieri, però non c'entra niente. Se guardiamo queste cose probabilmente anche loro magari possono dire avevano uno squalificato, magari qualche infortunato, quindi non credo faccia testo. Chi entra in campo deve fare la sua parte. Un risultato utile consecutivo, mister, comunque. Sì, ma infatti è la cosa positiva è proprio questa, che siamo riusciti ad allungare la striscia positiva. A un certo punto ho pensato, ero già pronto a venire qua a dire magari prima o dopo Mari doveva capitare, invece sono contentissimo perché i ragazzi hanno reagito, ci hanno provato e alla fine portiamo a casa un punto importante. Credo, poi non so ancora i risultati delle altre squadre, però comunque allunghiamo la striscia di risultati positivi. Marco, iniziamo dalla fine. Io francamente l'ho assegnato a te il gol, adesso non lo so, raccontamelo tu com'è andata. Un golasso incredibile, non so chi non l'ha visto glielo posso raccontare. La palla è andata sul palo, sono andato a cannone sulla palla e mi è sbattuta addosso ed è entrata, questa è la verità. Però bisogna esserci, penso. Ci ho creduto e ho fatto gol. Bene, avevamo ragionato un attimo col mister dell'andamento di questa partita, sicuramente abbiamo trovato un avversario veramente tosto questa volta.
diciamo che siamo stati bravi a reagire come Sì, si deve. sapevamo di affrontare una squadra forte, organizzata, messa bene in campo, che palleggia, con giocatori forti, costruita bene, quindi sapevamo che era difficile. Abbiamo fatto una buona partita, secondo me meglio il primo tempo, abbiamo avuto delle occasioni importanti per sbloccarla, poi loro siamo un po' passati e alla fine è venuto fuori questo 1-1 con 2 gol casuali, quindi va bene così, insomma. Questo gol così rocambolesco, per usare un termine tanto così, a chi lo vuoi dedicare? Ma lo dedico alla mia famiglia che oggi era qua al campo a vedere la partita e basta, come sempre dall'alto. Non è la prima volta, ragionavamo anche con il mister Giacomin, che il Mestre recupera nei minuti di appunto finali. Sì, è vero, questo è un bel segnale perché è quello che non ci succedeva all'inizio, nella prima parte del campionato, che andavamo sotto e perdevamo. Adesso siamo bravi, cioè ci crediamo, e anche col Chioggia è successa più o meno la stessa cosa. È un bel segnale, insomma, c'è carattere, lo stiamo tirando fuori. Ultima notazione, ti vediamo incerottato, immagino niente di grave. Niente, nulla, una botta, tranquilli, niente, nulla di che. Va bene.